ma non voglio fare. Questo invece è il mio preferito, Oscar Wilde. Qui diciamo, a differenza, il trucco è lo stesso, però a differenza di Escher, lui non camuffa, cioè non ci mette frati che camminano, fiorelline, se lui fa l'opera matematica, la mette lì. Vedi l'impossibilità? Bene, non la vedi? Amici come prima, andiamo al bar, chi se ne frega, ma il trucco è lo stesso, uguale dentro. E lui ne ha create tantissime. Visto che ci siete stati sul personale, e se mi permettete ancora di parlare in prima persona singolare, allora mi piace raccontarvi come l'ho conosciuto. Allora, stavo facendo un giro di conferenze tra Örby, il nord della Danimarca, e la Svezia. Conferenze di matematica, però, ai voi, che vi risparmierò. E durante una conferenza a Lund mi si è avvicinato Carl Magnus, quello di prima delle scale, che alla fine della conferenza, in cui non aveva capito una mazza perché lui è un artista, insomma, qui non ha capito nulla, però non so perché, lei deve conoscere mio zio, che sono quelle cose che ti mettono titubato, pensi sempre a un Landru che poi ti... No, perché no? Lei deve conoscere mio zio, guarda, no, devi conoscere, no, lei conosce mio zio, resto lì. E mi ha portato a casa di questo qua. E quando io ho appena visto queste cose, sono rimasto immediatamente colpito, ho riconosciuto subito la matematica di sta roba, perché insomma, non è così difficile. E quindi gli ho un po' spiegato e lui è impazzito, perché di matematica era uno di quelli che io di matematica no. Quindi d'improvviso ho scoperto che invece lui stava inventando, creando, e che stava facendo delle cose interessanti. Aveva per esempio fatto delle cose che chiamava meandri, che in realtà erano nodi, e io ho detto guarda che quello lì è un nodo, gli ho dato la dimensione, siamo fatti i conti, è abbastanza facile, ah sì, che cosa vuol dire? Gli ho spiegato un po' di teoria dei nodi, è impazzito. La moglie Britt, che invece era una paesaggista, continuava a dirmi, ma non sarà mica arte quella lì. Però lui vendeva e esportava in tutto il mondo e avevo qualche dubbio che forse avesse ragione lui poi era preside della facoltà di arte, siamo diventati amici intimi, gli ho fatto fare una marea di mostre in Italia, l'ho invitato tante volte, forse qualcuno di voi ha sentito parlare del convegno di Castel San Pietro e quindi lui è stato lì tante volte con le sue opere. E niente, mi sono sempre divertito, lui mi manda dei problemi matematici terribili, scritti a mano su carta, che conservo ovviamente, e le prime volte io gli rispondevo un po', guarda che è tremendo, cioè, era sempre più difficile. Un giorno gli ho scritto, guarda, o mi paghi, io mi dimetto dall'università e divento il tuo matematico privato di corte, come in passato succedeva, allora siamo un po', io non ce la faccio più, cioè io devo lavorare, non posso perdere, ma i problemi a volte erano veramente curiosi. E poi di lui ho parlato in 1000 occasioni. Mi ricordo ancora una volta a Lugo, provincia di Ravenna, quando un signore disse, ma perché è impossibile? Io quello lì lo posso fare. Io ho detto, scusi, lei che mestiere fa? Il falegname. Quando ho chiamato a casa uno per rifarmi le cornici delle finestre, gli ho chiesto, lei conosce Rottenborg? Chi? Ah beh, affare fatto, lavoriamo sulle finestre di casa mia. E questo è il mio grande amico. Io sono il più grande collezionista delle opere di Oscar Reutersborg, ne ho più della sua famiglia. E poi lasciatemi concludere con un miracolo tutto italiano, Lucio Saffaro. Lo studio dei poliedri ha avuto un grandissimo sviluppo nell'età ellenistica. Poi è stato ripreso un po' da Archimede, che ha inventato alcune categorie nuove di poliedri, e poi è finito. È ricominciato nel Rinascimento, diciamo dalla fine del Medioevo con Paolo Uccello, e poi nel Rinascimento, diciamo, ha avuto un suo certo prestigio, cioè studiare i poliedri complessi è stato matematicamente un bel tema di sviluppo. E poi è morta lì. E poi per secoli nessuno più studiato i poliedri. Sembrava che non ci fosse più nulla da fare. E poi d'improvviso in matematica è ricominciato lo studio dei poliedri, introducendo nuove regole, nuove definizioni, che quindi ampliavano l'idea stessa di poliedri. Lucio Saffaro, che era laureato in fisica, ma pittore di livello altissimo, uno di quelli che vendeva l'opera prima ancora di pensarla, perché una volta fatta non se ne parlava neanche più, e con dei prezzi incredibili.
che è una bravura eccelsa, quando ha cominciato a studiare i poliedri è impazzito. Ha creato nuove classi di poliedri, ma pubblicate su riviste scientifiche, non il bollettino della parrocchia, e nello stesso tempo dipingeva, rubando tempo Lucio Safaro. Le sue opere sono conservate all'Università di Bologna, presso la Fondazione Lucio Safaro, e tutti i suoi scritti, manoscritti, schizzi al Dipartimento di Matematica all'Università di Bologna, non in quello di arte, però il curatore è un critico d'arte. Questo per dire il connubio esiste, è sentito, e stiamo parlando di adesso, 1998, stiamo parlando di poco tempo fa. Vi ho detto di Magritte, chiuderò con una battuta su Magritte. Allora, qui ci sono le date naturalmente. Voi sapete che Magritte a un certo punto ha realizzato l'opera forse più famosa delle sue, forse una delle opere più famose di tutta la storia dell'arte contemporanea, questa famosa pipa sotto la quale però c'è scritto questa non è una pipa. E lui racconta nei suoi quaderni di appunti, in un suo libro molto famoso, racconta delle reazioni di molta gente. Ma come non è una pipa? Quella è una pipa. E la sua risposta era: se è una pipa, fumala. E allora uno si rende conto che nel linguaggio dell'arte c'è una bella differenza tra la cosa rappresentata e la rappresentazione. Cioè entriamo in un famoso triangolo su cui adesso non starò a entrare troppo in dettaglio, con la stessa identica situazione che c'è in matematica. La cosa matematica non è quella è la sua rappresentazione. Se tu chiedi a un bambino piccolo che cos'è il 3, e quindi hai in mente un mondo filosofico, no? Dove il 3 è un'entità astratta, che è il risultato di idee che sempre più sono generalizzate, eccetera, il bimbo lo sa, ti dice così, ma questo non è il 3, questa è una rappresentazione semiotica del numero 3, oppure ti scrive così, come fanno gli arabi, e questa è una rappresentazione semiotica del numero 3, o te lo fa così come i romani, ma questa è una rappresentazione semiotica, o guarda nel dado che ci sono i 3 puntini, va tutto bene, ma non è il 3, è una rappresentazione del 3. In matematica c'è una bella differenza tra l'oggetto e la sua rappresentazione. L'oggetto non è mai ostensivo in matematica, non puoi mai dire quella è una retta, questo è un punto, questa è un'equazione, la portavo in tasca con me, è un'equazione, questo non la trovo più, ma no, sono tutte idee. In un realismo ingenuo le cose della matematica non esistono, non c'è nessun posto al mondo dove ci sono le cose della matematica. L'unico che tu puoi fare è rappresentarle. E poi parli, guardando le rappresentazioni, parli degli oggetti matematici. Questa è una delle cose più belle della matematica. L'arte non siamo lontani. C'è l'oggetto, c'è la sua rappresentazione, tu che lo presenti e ne parli. È una terna e la realtà è fatta da questa terra, una da sola è mancevole. E Magritte in questo è forse tra gli artisti, critici d'arte, storici, quello che è andato più avanti in maniera più profonda, alla faccia del surrealismo di cui si parla quando si parla di lui semplicemente come artista. Questo no, di una profondità e di una cultura vastissima. Solo per dirvi che i legami sono tanti, che la cultura è una, e che si è tentato tanto di parlare di culture diverse, la cultura artistica e la cultura umanistica e la cultura matematica, la cultura scientifica. La cultura è una. Chi ne possiede una parte è un uomo dimezzato. Grazie a te.